Nel campionato di promozione e girone A, brutta giornata per l'Unitas Sciacca, che perde al cospetto del proprio pubblico con una diretta antagonista per il salto di categoria. L'Albatros del Cara infatti ha mostrato i propri muscoli e si candida per l'alta classifica, in questa giornata detenuta a pari punti con la Mazzarese. Sconfitta l'Empedoclina Casteldaccia dopo un iniziale vantaggio con Dumbià, vittoria a soldi reti del Casteltermine che va a vincere a Caltanissetta contro la locale e gloriosa Nissa con una formidabile manita 5-0. Vince di misura il Camarat, mentre continua il momentaccio della Gattopardo di Palma di Montechiaro che rimane a secca di punti. In prima categoria, girone G, continua l'ascesa dell'Atletico Favara che va a vincere 1-2 ad Enna contro il locale Sant'Anna e si posiziona in seconda posizione alle spalle del capolista solitario Atletico Gorgonia di Delia. Vince il Raffadale sul proprio campo per 2-0, perdono entrambe invece Ravanusa e Gemini, sconfitte rispettivamente da Gira 3-2 e a Delia con l'Atletico Gorgonia appunto 2-1. Pari interno della Libertas era calmuto 1-1 con il forte Master Pro di San Cataldo. Scendendo di categoria, in seconda l'Eraclea Minoa è sconfitto sul difficile campo del capolista Gela. I ragazzi di Gaspare e Tutino escono a testa alta da questo confronto ed erano andati persino in vantaggio sul calcio di rigore trasformato da Giuffrida. Poi è arrivato il gol vittoria del Gelese mezza salma. L'Atletico Licata vince il derby con il Muxar per 3-1. Anche l'Atletico Montallegro conquista i 3 punti in palio superando per 3-0 la Sommatinese, mentre per i ragazzi del tecnico Guccione hanno segnato Piruzza, Forte e Intelicato. Infine, buon paro esterno dell'Alessandria da Rocca 2-2 sul campo del Vallelunga. In classifica generale conducono a punteggio pieno Gela ed Acquaviva, mentre in seconda posizione c'è l'Atletico Montallegro.